Il bello della diretta. Ci siamo. Siamo riusciti come Cape Canaveral a risolvere gli ultimi problemi tecnici e siamo pronti per il decollo.
Grazie. Gli alberi, siamo riusciti a superare, diciamo, questi problemi, ma non è detto che non ce ne arriveranno degli altri, diciamo, perché io sento questi bei frusci che fa parte, diciamo, della performance adesso. Dunque abbiamo detto, questo è un vostro nuovo lavoro, però io appunto mi ricordo, ci eravamo incontrati, dicevamo, un paio d'anni fa, no? Eravamo, se non sbaglio, in estivo, fuori nella... Sì, è vero, avevamo suonato sotto i portici. Ecco, brevemente, adesso non dico di fare come Franz Coria, cosa è successo in questi ultimi 2 anni nella storia degli alberi? Che cosa, diciamo, i momenti salienti? Beh, allora, innanzitutto abbiamo cambiato un po' formazione, abbiamo una tastiera e suoni vari qui con noi, Giovanni, e poi abbiamo... E facciamogli un applauso a Giovanni, che ci ha fatto... Per un bell'uomo così. Si è fatto venire 2 capelli può, bianchi stasera di sicuro Giovanni, con quei 2 minuti di buio, quindi insomma dobbiamo fargli un applauso. Prego, continuiamo con la presentation. Quindi prima c'erano 2 chitarre, diciamo, e adesso invece abbiamo una chitarra e una tastiera. Meglio. Così è un po' più... E Troppo. poi abbiamo il nuovo bassista, Luca. Ecco, un applauso per Luca. Grazie del supporto. Nuovo bassista. E poi per questa sera ringraziamo Oscar di essere qui a suonare con noi, perché... Oscar, tu sei Sì, più lui estemporaneo, non è- diciamo, sei un po' più c'è di bosco, ma se capita, bravo, ci sta. Poi il caon è bello anche per quello che è uno strumento che ti metti lì, prendi e vai. Questa è una cosa straordinaria, sì. Ecco, ma Quindi sì, il nostro batterista stasera non poteva esserci, allora insomma siamo riusciti è bello essere fortunatamente così, esatto. a trovare insomma, qualcuno che possa darvi un po' di ritmica, Va bene. E quindi questo sostanzialmente abbiamo, insomma, c'è stato questo cambio di formazione e poi nel frattempo abbiamo registrato in studio questo nuovo disco che contiene 7 pezzi che potete trovare insomma su Bandcamp e Anche voi. sì, Spotify, recentemente anche su Spotify. E quindi insomma, poi sono stata in Germania per 4 mesi, quindi sono stata un po' ferma, loro intanto hanno registrato. Quindi proprio tu stavi in Germania e loro registavano. Questa Questa sera le donne sono sì, comode. un po' brutta qua come stasera. cosa. Beh, bella come. E magari dicevi pure no, però così non mi piace. Sì, ragazzi, io mi collegavo da Skype e gli dicevo no ragazzi. Ho capito. Senti, e questo soggiorno tedesco ha dato forma anche, si è trasformato in qualche lirica che hai fatto in tedesco? No, in realtà ci siamo più buttati sull'italiano adesso, perché prima eravamo più sull'inglese, anche questa infatti è ancora un retaggio del passato, diciamo. Adesso invece siamo un po' più sull'italiano, infatti i nuovi pezzi che stiamo scrivendo hanno testi in italiano, ecco, sì. Finalmente sono riusciti a convincermi, perché ero un po' io restia. Poi dopo che siete stati in Germania, dopo che siete in Germania, sai che perché no? manca un po' di italiano. No, è chiaro. Un po' che mangi cartofani, è chiaro che ti viene voglia dell'Italia. Comunque questa, scusa la mia digressione così anche un po' culinaria. E invece adesso abbiamo un pezzo ancora in inglese, però un pezzo diciamo prima della parentesi tedesca. In realtà no, in realtà già un pezzo in adesso italiano. il prossimo è in italiano vedi, e anche quello dopo in realtà. Sì. E sul prossimo abbiamo anche girato un video che anche potete trovare sul canale YouTube. Questo video è in parte ambientato in campagna, in parte in un teatro e il testo parla di un attore di teatro che insomma a forza di interpretare ruoli diversi perde un po' la coscienza di se stesso e quindi si ritrova da solo nel suo teatro alla fine degli spettacoli, quando le luci si spengono, le persone escono a così riflettere nella penombra. Ormai è così anche col lavoro, forse cambiare lavoro. Sì, uno non sa più e quindi un pezzo attualissimo. Sì. Scusami, però mi sono dimenticato il titolo. Si chiama Le tue ombre. Le tue ombre. Non so se l'ho detto. No, forse non l'abbiamo detto, ma noi Forse lo ribadiamo. Allora lo diciamo ancora fuori che c'è anche il video, signore e signori. Le tue ombre, gli alberi, al salotto di Mao.
Gli alberi da questo nuovo lavoro The Glimpse, queste erano le tue ombre, abbiamo detto c'è anche un videoclip in circolazione che avete girato diciamo un po' in campagna, un Sì, po'. un po' in un teatro a Nichelino, un po' in campagna, in quel di Chieri. Ah, in quelli che stasera ci Così piace. se uno passa di lì, ah questo è nel video. Era Chieri, adesso lo sai. Era Chieri, adesso lo sapete. Era Chieri. Sì, Senti, sì. abbiamo sentito anche appunto un pezzo in italiano, abbiamo Sì. così anche scoperto come mai ti sei, come dire, riappassionata un po' alla nostra lingua. E a volte la lontananza, diciamo, così lontano, così vicino. Avvicina, Avvicina. sì. Questo chissà anche in quante situazioni, diciamo, di carattere sentimentale. Ecco, e invece il prossimo brano che cos'è? Un brano in inglese o un brano invece in italiano? È sempre in italiano e si chiama Notte fino all'alba e parla dei momenti di ispirazione creativa che colgono un po' all'improvviso e insomma ci costringono a fermarci insomma, dal flusso quotidiano degli eventi e a mettere nero su bianco o diciamo olio su tela o note su pentagramma, ecco qualche cosa che ci viene in mente, diciamo. Ok, benissimo. Gli alberi qui al salotto. Grazie. Mi sveglierò in una notte ancora così buio che fine farà l'idea che ora qua pensieri che risuonano nel cuore del silenzio. E seguo
Grazie agli alberi. Stiamo per arrivare alla fine di questo appuntamento del salotto. Prima di ascoltare l'ultimo brano degli alberi, io vorrei cogliere l'occasione per ringraziare innanzitutto Franz Goria, che ci ha accompagnato tutta la puntata. Facciamogli un applauso. Diamine. Io ho coadiuvato in questa. Coadiuvato stasera, veramente. Ho fatto la balletta praticamente. No, io diciamo t'ho fatto da spalla. E vorrei ringraziare chiaramente anche tanto Leonardo Gallato e Gio, che ci sono venuti a trovare. Questa sera facciamo un applauso anche a loro caloroso, e a questo punto siamo pronti per ascoltare, diciamo, l'ultimo brano degli alberi. Non si stanno mettendo d'accordo, perché sai come succede, sono sempre scalette aperte, allora alberi. è giusto che sia così, con scalette. Adesso si mettono d'accordo su ultime cose. Io, mentre mi si mettono ancora d'accordo, ho ancora due notizie tecniche. Facciamogli anche un applauso alla parte tecnica, a Costantino, Danilo Samà, Daniela Trebbi e Sergio Ribato di Corto Corto. Allora, avete deciso che brano è l'ultimo brano? Avete deciso qual è? Sì. Sì, si chiama Somewhere Dark ed è di nuovo in inglese, questo è sempre. Esatto. E questo è nel CD The Glimpse. Somewhere Dark. Sì, parla di un sogno in cui correvo, scappavo in un Ci piace bosco. questa tematica dei sogni. Sì, ricorre. Sognare. E quindi adesso sentirete. Find a better field of you and let your mind flying through. Clean Baptist mountain, wide open view. What you find all around into this night by night. Divide and recreate and try to reach safe your home. I see the dead child inside you. Set me up in this lagoon. Please take me away. I fall in a cage. The monster's coming, catching you. Run away on ice in the lakes. I'm breaking down. Wake up, it's morning. What you find?
Grazie. Grazie ancora agli alberi. Grazie ancora agli alberi. Per questa sera è tutto. Ci diamo appuntamento la prossima settimana. Sempre qui Grazie alla... per averci fatto suonare qui. Grazie a voi, in bocca al lupo, nonostante diciamo, gli scrocchi. Grazie ancora, un grosso in bocca al lupo. Vi diamo appuntamento quindi la prossima settimana, sempre qui al Lab. Costa, siamo pronti con la sigla.